È un friulano che ha inventato il circo. Au, gringos! Antonio Franconi era un omone enorme ed era nato a Udine nel 1737, quando il Friuli era ancora sotto le autorità di Venezia. Aveva dovuto abbandonare il Friuli dopo aver ucciso un uomo per amore, un rivale in duello, e trovò rifugio in Francia. Arrivò a Parigi quasi alla vigilia della rivoluzione nel 1783 e la voglia di cambiamento che si respirava contribuì ad accendere in lui l'idea di mettere su qualcosa di spettacolare e mai visto. Insieme a Philip Astley apre un maneggio e istituiscono una scuola di equitazione. Le domande sono moltissime e la buona borghesia cittadina vuole divertirsi, malgrado la crisi economica e politica che attanaglia il paese. È lì che il Franconi organizza il suo circo ippico. Per la prima volta nella storia la parola circo viene utilizzata per designare uno spazio in cui artisti, animali e spettacoli di abilità si uniscono al piacere del grande pubblico che si raccoglie per divertirsi.